Voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda la rassegna stampa. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa alle 7:32 in questo momento, lunedì 13 marzo. Come sempre vi ricordo il sito radiolibertà.net e la pagina Facebook di Radio Libertà per vedere cosa succede in giornata. Intanto, cosa è successo in giornata lo vediamo anche dall'agenzia ANSA in prima pagina. La notte degli Oscar, Everything Everywhere All at Once vince 7 statuette. La pellicola fa il pieno di premi, tra cui miglior film, miglior attrice e migliori non protagonisti su 11 candidature. Tema del film, se non vado errato, il multiverso, cioè un insieme di universi coesistenti che alcune teorie cosmologiche e fisiche prevedono. Il termine è stato coniato dal fisico russo Andrei Linde in contrapposizione a universo per indicare appunto l'insieme dei mini universi che si formerebbero durante l'inflazione cosmologica. Il nostro universo si sarebbe sviluppato a partire da uno di questi mini universi, diciamo tutto è relativo, mentre andiamo a vedere anche gli altri titoli, scusate un attimo, di prima pagina dell'agenzia ANSA, secondo titolo per il barcone di migranti che si rovescia con 30 dispersi e le ONG che accusano l'Italia. Come da copione, la Guardia Costiera riferisce di 30 dispersi e 17 sopravvissuti recuperati da un mercantile. Le ONG accusano l'Italia, la Guardia Costiera si difende, siamo stati gli unici a intervenire. I socialisti europei in ambito Unione Europea fanno sapere che la nuova tragedia mostra la inumanità di Giorgia Meloni, niente di meno. Una vergogna, dice Schlein, parla Tajani, vice premier ministro degli esteri. Il nostro paese non lascia mai nessuno senza soccorso. Quella di Cutro è sempre più una strage di bambini, 33 su 79 vittime. Tensione nella maggioranza sulla norma del decreto flussi che cancella la protezione umanitaria speciale. L'intervento si chiama Moral Suasion, si chiama così, l'intervento di Mattarella. Mentre il leghista Massimiliano Romeo, capo dei senatori della Lega, parlando oggi con Libero, dice: i barconi ce li manda la Russia. Sfruttando la tragedia di Cutro, la sinistra ha messo in piedi una campagna denigratoria nei confronti del centrodestra, dai giornali d'area che parlano di strage di Stato agli insulti ogni giorno sul governo, sul ministro Salvini. Hanno strumentalizzato le parole del ministro Piantedosi, usato i cadaveri dei profughi appena ripescati per mettere in scena un teatrino e per chiedere le dimissioni di mezzo governo, così come durante la pandemia avevano usato le vittime Covid per provare a far cadere i governi di centrodestra. Insomma, nulla di nuovo a sinistra. Il disagio però permane e di questo e altro abbiamo chiacchierato, scrive Libero, con Massimiliano Romeo, capo dei senatori della Lega, partendo dal comportamento dell'opposizione che pur di contestare il governo ha fatto sciacallaggio sulla festa di compleanno
di Salvini. Quando succedono tragedie come a Cutro devono essere sempre fatte tutte le verifiche del caso, e la prassi. Quello che non accetto è che qualcuno pensi che un governo possa essere intervenuto condizionando o ostacolando i soccorsi. La realtà dei fatti porta a capire, anche a chi non aveva avuto responsabilità di governo, che il fenomeno migratorio è molto complesso, con un riferimento geopolitico che farà senz'altro discutere. I barconi ce li manda la Russia. La guerra russo-ucraina, non solo quella, ma anche la situazione che si sta vivendo in alcune zone del Nord Africa, dove si intrecciano gli interessi di Turchia, Russia, Cina, Iran. Mi pare evidente che la Russia possa avere l'interesse a destabilizzare quell'area geografica per moltiplicare i flussi migratori e mettere in difficoltà i paesi europei che si sono schierati contro la Russia nella guerra con l'Ucraina. Se tu blocchi l'invio di grano, aumenti l'inflazione e la disoccupazione, è ovvio che un popolo alla fame cercherà di scappare in Europa. Credete davvero che le guerre si combattano solo con le armi convenzionali? La Russia sta creando una bomba migratoria per mettere in difficoltà l'Europa. Provate a pensare se a un certo punto dovesse incendiarsi, dice ancora Massimiliano Romeo, a Libero, la situazione politica in Nord Africa. Sarebbe un disastro per l'Europa e per l'Italia, che è in prima linea nel Mediterraneo. Non può essere un problema solo italiano, neanche forse europeo. È arrivato il momento di coinvolgere l'Alleanza Atlantica. Non c'è tempo da perdere. Nel Mediterraneo passano gasdotti, elettrodotti, possono diventare bersagli di guerra. Serve subito un piano che da un lato stabilizzi la situazione geopolitica in Africa, dall'altro presidi il Mediterraneo e blocchi le partenze. Nel Consiglio dei Ministri di Cutro è stato varato il decreto che contiene le nuove regole sull'immigrazione. Le linee su questo tema erano bene indicate nel programma elettorale, eccetera, eccetera. Ma questo discorso si centrerà soprattutto, credo, sui barconi ce li manda la Russia. Vedremo. Intanto Schlein si prende il PD, parola d'ordine: basta cacicchi, basta capibastone, basta capoccia, insomma. L'assemblea del PD proclama la neosegretaria, Bonaccini eletto presidente. È tempo di unire, indossiamo tutti la stessa maglietta. Gribaudo e Capone le due vice, Fina tesoriere. Sintetizza il primo piano dell'ANSA di stamani. Sempre dall'ANSA di stamani: Stati Uniti, tutti i depositi dei clienti della Silicon Valley Bank saranno pagati, il sistema bancario è resiliente, la banca centrale americana pronti a far fronte ad ogni problema di liquidità. Una seconda banca, Signature Bank, è stata chiusa dalle autorità, ma i contribuenti, stabilisce, anzi garantisce il presidente Biden, non sono a rischio. Nel Lazio il presidente Rocca terrà la delega alla sanità, perché voglio metterci la faccia, ha detto il presidente della regione Lazio. E poi il Papa: il celibato non sono ancora pronto a rivederlo, ma non è un dogma. Lavoriamo per la pace contro l'indifferenza. Una cosa che mi fa soffrire è la globalizzazione dell'indifferenza. Girare la faccia dall'altra parte e dire: a me che importa lo speciale sui 10 anni di pontificato. E poi la presentazione del libro di padre Enzo Fortunato, uno dei più celebri francescani in circolazione, che a Roma presenta il suo ultimo libro. Paolo Fresu, con un inedito dedicato ai 10 anni di pontificato di Papa Francesco, e poi appunto la presentazione del libro Processo a Francesco, edito da Mondadori, di padre Enzo Fortunato, con prefazione dell'arcivescovo Zuppi. Tra l'altro ci saranno Alessandro Sallusti, Marco Tarquinio, Luciano Fontana, Lucia Annunziata, eccetera, eccetera. La presentazione del libro in questione. Mentre ancora dalla prima pagina dell'agenzia ANSA: giovane muore dissanguato scavalcando un cancello. È successo in Emilia-Romagna, una punta ha reciso l'arteria femorale del ragazzo, e ben più grave Spari a Napoli, colpito un ragazzo legato a un clan, ferito da 2 persone mentre era in auto, è in pericolo di vita. È stata una nottata molto movimentata a Napoli, con sparatorie varie, accoltellamenti di dodicenni, studentesse avvelenate, oltre 100 arresti in Iran, titola ancora l'agenzia ANSA in prima pagina. E poi in Francia il Senato adotta una contestata riforma delle pensioni. Giovedì il voto all'Assemblea nazionale, all'altra Camera. Il ministro degli esteri ucraino Kulieba promette che si continuerà a difendere la cittadina di Bakhmut. L'Ucraina prepara la controffensiva, ma mancano le munizioni. Dovete darci ancora armi, chiedono gli ucraini. Anche qui
come da copione, e poi ancora un intervento innovativo che in Piemonte ridà l'uso della mano a un giovane. Un intervento chirurgico innovativo eseguito all'ospedale CTO, Centro Traumatologico Ortopedico della Città della Salute di Torino, ha consentito a un motociclista di 22 anni di recuperare l'uso di una mano perso in un incidente 6 mesi fa, scrive l'agenzia ANSA, che lasciamo per andare a dare un'occhiata adesso. A proposito di Papa, visto che c'è un'enfasi straordinaria sulla presentazione di questo libro, Processo a Francesco, sull'agenzia ANSA, a proposito di Papa, vi segnalo subito un pezzo di Nico Spuntoni sulla nuova bussola quotidiana in Germania, è quasi scisma. La palla ora passa appunto al Papa, benedizione delle unioni gay, l'assemblea plenaria a Francoforte che cambia la dottrina sulla base dell'agenda ultra progressista. Tra applausi e bandiere arcobaleno, solo 9 vescovi su 38 hanno espresso un voto contrario. Adesso tocca al Papa, appunto a Francesco, alla Santa Sede, al Vaticano, fermare una ribellione aperta che tocca alla sostanza stessa del Magistero. La Chiesa faccia autocritica anche sulla stagione pandemista, già che ci siamo, scrive sempre sulla nuova bussola quotidiana Paolo Gulisano. Ora che in ambito civile sono partite le inchieste della magistratura sulla gestione pandemica, è tempo che anche la Chiesa avvii un dibattito critico su come si è fidata delle disposizioni sbagliate, della paura, della narrazione pandemista senza offrire uno spunto critico, e per la fede cieca avuta nei vaccini. Detto questo, andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. I 10 anni di Papa Francesco sono variamente commentati. 1, 2, 3. Aspettiamo che compaia la pagina del Corriere della Sera, perché stamattina la nostra edicola ha parecchi problemi di caricamento. Vediamo un po'. Qua è tutto bianco, non è male. Il bianco ispira pensieri nobili. È pulito, è limpido, è trasparente, solo che non si legge un cacchio quando c'è il bianco totale. Non si legge assolutamente nulla. Per cui io direi mettiamo il primo brano musicale e vediamo cosa sta succedendo nella nostra ineguagliabile e fantastica edicola digitale. La bellezza del digitale. La carta una volta ce l'avevi almeno sotto mano. Qua se non compare nulla, non facciamo nulla. Andiamo in blackout. Musica, maestro.
Grazie a Federico Borsari in regia, perché è caduto molto opportuno il pezzo che abbiamo appena ascoltato, una canzone senza parole, Felix Mendelssohn, Gerald Moore e Jacqueline Dupré al pianoforte, canzone senza parole, così come la nostra edicola è totalmente priva di parole. Vedremo di ricollegarci più tardi perché è crashato tutto, è tutto bloccato e fermato. Andiamo sul sito disponibile per tutti, gratuito, ilgiornalone.it, e vediamo almeno le prime pagine, un po' grossolanamente, alla buon Dio, ma andiamo avanti. Non ci ferma nulla, il Corriere della Sera apre con i migranti, strage in Libia, una ONG denuncia, soccorsi italiani in ritardo e la Guardia Costiera. Noi siamo gli unici a muoversi, fa sapere la Guardia Costiera italiana. 30 vittime, 17 salvati. Critiche dall'opposizione come da copionissimo, la maggioranza invece accusa come da copionissimo, la sinistra specula sui morti. Poi c'è stata un'iniziativa della consigliera transgender a Milano, una consigliera contro i video, viene minacciata anche lei, borseggiatrici sui social, è un caso politico, video postati sui social di borseggiatrici in metropolitana nei mezzi pubblici. Una consigliera del PD attacca, è squadrismo. Basta con questi video, vergognatevi. Riceve una valanga di critiche anche da sinistra, minacce, caso politico a Milano. Abbiamo tante cose interessanti di cui discutere veramente, che contano sul serio. Calcio in sciopero alla BBC, Gary Lineker divide il Regno Unito, contestata la linea dura sugli sbarchi, la BBC boicottata e nella tempesta per avere sospeso il suo opinionista, reo di avere criticato il premier britannico proprio per la legge sull'immigrazione. Troppo dura, considerata troppo dura dall'ex calciatore e commentatore. Poi di spalla abbiamo il PD di Elish Line, basta cacicchi, basta capibastone, siamo uniti, il commento di Ernesto Galli della Loggia sulla destra e le istituzioni. Ora servono parole all'altezza del ruolo. Per vincere le elezioni bastano i voti, per andare al governo basta aver vinto le elezioni, ma fino a quel momento chi vince le elezioni e va al governo è solo una parte, rappresenta una maggioranza, ma una parte del corpo elettorale. Quando arriva al governo le cose cambiano. A quel punto chi ha vinto le elezioni si trova a rappresentare tutto il paese e quindi non ha solo l'obbligo di farsi carico anche di coloro che il giorno delle elezioni hanno votato per gli avversari, ma direi qualcosa di più, cioè deve sentirsi in dovere di adottare linguaggio, sensibilità e bon ton socialmente accreditati. È una regola che nessuna legge scritta impone di osservare, ma la destra ora deve avere parole all'altezza del ruolo. A centropagina il crack della Silicon Bank, sul Corriere Silicon Bank, oltre alla Silicon Valley Bank, il crack della Silicon Valley Bank, la banca delle start-up, fa tremare le borse e manda a picco i titoli bancari in tutto il mondo. L'autorità ieri ha chiuso un altro istituto, la Signature Bank di New York. Gli Stati Uniti sono in allarme, provano a correre ai ripari, mettono all'asta l'istituto californiano. C'è poi il commento dell'ex ministro del governo Monti, Enzo Moavero Milanesi, sul patto di stabilità, il nuovo schema europeo. Ne vedremo un commento anche del professor Gustavo Piga sul Fatto Quotidiano. Era molto interessante anche la rubrica All'ultimo banco, è molto interessante, ne leggiamo solo la prima pagina perché la nostra edicola si è impantanata. E comunque Alessandro D'Avenia, docente e scrittore, oggi si occupa del tema di cui ci siamo variamente occupati già, ChatGPT. Fare un capolavoro. Sono un'intelligenza artificiale e non ho la capacità di scrivere un capolavoro in modo autonomo, tuttavia posso fornirti dei consigli su come scriverlo. Questo, racconta Alessandro D'Avenia, è ciò che ha risposto ChatGPT, potente macchina dati di Microsoft, alla mia richiesta di scrivere un capolavoro. Capace di sfornare in 2 secondi una verifica su Machiavelli in 10 domande, capace di riassumere un testo in quante parole voglio io, di spiegare la fotosintesi clorofiliana diversificando il testo in base all'età del destinatario, questo formidabile strumento di sintesi dei dati non è però in grado di creare. Questa è la sua potenza, una memoria straordinaria. Il suo limite non è un'intelligenza, che è capacità creativa, non solo archivio da assemblare. Il nuovo è generato solo dall'atto creativo, che non si limita a comporre dati, cioè cose già date, ma a farne di nuovi grazie a una relazione inedita, mai data, con il mondo. Come dice il famoso produttore musicale Rick Rubin nel recente L'atto creativo, un modo di essere. Tutti noi ogni giorno ci dedichiamo ad atti creativi. Creare vuol dire portare all'esistenza qualcosa che prima non c'era. Potrebbe essere anche solo una conversazione, la soluzione a un problema, un biglietto per una persona cara,
Una nuova disposizione dei mobili, una strada diversa per tornare a casa. L'atto creativo non è assemblaggio di mattoni dati, ma un loro aumento grazie a due potenze che unite fanno nuova vita e vita nuova, libertà e ispirazione. Perché secondo voi un algoritmo non può creare roba nuova? Secondo me sì, prima o poi ci arriveremo completamente. Comunque, anzi ci siamo già probabilmente. Comunque, al di là di questo, il punto di vista interessante sul fare un capolavoro, fare cose nuove, in relazione a Chat GPT, la nuova intelligenza artificiale dedicata alle parole, ai testi, all'interrelazione dialogante con l'essere umano. Lasciamo con ciò la prima pagina del Corriere della Sera, andiamo sempre sul giornalone.it a Repubblica. Repubblica ha due temi in prima pagina. Cutro, le regole della vergogna, spunta un protocollo del Ministero dell'Interno sulle modalità di soccorso. È un documento che spiega la strage, scrive Repubblica. Monitorare i barconi senza uscire allo scoperto. Così la Guardia Costiera non è intervenuta. In acque libiche, nuovo naufragio, 30 morti. A Crotone, chiesta la raccolta dei DNA per identificare i corpi non reclamati. Si deve superare la legge Bossi-Fini, scrive Luigi Manconi, il compagno di Bianca Berlinguer, già senatore e sociologo, e nasce il PD di Schlein, un partito di millennials, scrive Stefano Cappellini. Non bisogna sottovalutare i millennials che hanno preso ieri ufficialmente il potere nel PD insieme a Elly Schlein, o forse erano sopravvalutati i boomers che l'hanno guidato fin qui. Sui millennials nella società c'è ormai un'ampia letteratura, su quelli in politica meno. Occorre rimediare, scrive Repubblica. Poi il nipote di Bergoglio, anche lui prete, in 10 anni mio zio è diventato più saggio, certifica Repubblica il nipote di Bergoglio. La Stampa di Torino, vediamola subito al volo. I migranti, ancora una strage, il naufragio dell'umanità, scrive Massimo Giannini, il direttore. Dopodiché abbiamo in primo piano, tra le altre cose, i cittadini francesi uniti in assemblea per votare sul fine vita. Venerdì 3 marzo i lavori della Convention citoyenne sur la fin de vie in Francia cominciano alle 14, sono cominciati alle 14. Il governo ha preso un campione di cittadini per vedere come la pensano sul tema della fine della vita. La protesta libera della Georgia che spaventa il Cremlino. La vera Israele in piazza per ribaltare Netanyahu e salvare la democrazia, questa è l'opinione di Assaf Gavron in prima pagina sulla Stampa, e poi la svolta di Elly Schlein, teniamo unito il PD. Ma c'è anche l'intervista a Nicola Molteni, sottosegretario leghista al Ministero dell'Interno. Ora cancelliamo ogni protezione speciale. La protezione speciale per immigrati si è allargata a dismisura. L'intento del governo è abolirla, dice alla Stampa. Purtroppo anche qui non possiamo andare più in là della prima pagina. Dice alla Stampa appunto Nicola Molteni, sottosegretario leghista al Ministero dell'Interno. Dalla Stampa passiamo a vedere adesso con molta calma, per come ce li presenta il giornalone.it. Libero. Libero apre con l'allarme, non si fermano più e assalto all'Italia. Dalla Libia partenze continue, nuovo naufragio al largo di Tripoli. Il capogruppo leghista Romeo avvisa, l'abbiamo visto prima, Putin ci manda i migranti per destabilizzare l'Europa. Intervenga la NATO, l'Alleanza Atlantica, dice il capogruppo leghista al Senato. Un testimone, ero sulla nave a Cutro, mi impedirono di lanciare l'SOS. Dopodiché c'è Greta che cancella la fine del mondo, sparito il tweet in cui pronosticava il disastro. Vittorio Feltri, in arrivo 800.000 disperati africani. Cosa ne faremo? Accoglienza impossibile. Pietro Senaldi intervista Mario Monti, il quale dice Meloni e Schlein lavorino adesso a un bel dopo 68, una sorta di pacificazione, l'auto-ovazione di Elly Schlein. Con me arriva la primavera, l'assemblea del Partito Democratico la incorona segretaria. Riflettono sui 10 anni di pontificato di Bergoglio, sempre in prima pagina su Libero, Renato Farina, quel che non dicono su Papa Francesco, i ombre e luci, e Antonio Socci. Con lui la Chiesa nel mondo è rimasta isolata, scrive Socci a proposito di Papa Francesco. Andiamo però di nuovo al giornalone.it, così ci vediamo anche la prima pagina del giornale. Altra strage in mare, altre bugie a sinistra, sciacalli senza vergogna, naufragio in Libia, 30 dispersi, l'Italia lancia l'SOS, ma ONG e PD accusano il governo. Un superstite di Cutro invece
lo scagiona. E poi sobrietà alla carta. Il karaoke di Meloni e Salvini indigna, ma le risa sguaiate di Schlein e Conte no. Progressisti a Milano, l'ultima crociata chic, difendere la privacy delle borseggiatrici rom. Non bisogna filmarle, le borseggiatrici rom. PD, Schlein teme scissioni e regala posti con il manuale Cencelli e poi l'Europa che ci vuole rieducare. Il pezzo di Francesco Giubilei nella parte centrale del giornale del lunedì. Cibo, lingua, auto, un'ossessione pericolosa, invadente, che si insinua nelle nostre vite tramite leggi e regolamenti che mirano a cambiare le abitudini considerate malsane o scorrette. L'ultima ideologia ecologista e woke si è impossessata dell'Unione Europea e dall'Europarlamento escono ormai a ritmo serrato provvedimenti che ci dicono cosa mangiare, come parlare, che feste celebrare, una vera rieducazione. L'ultraideologia dell'Unione Europea ha creato leggi liberticide che stravolgono le nostre abitudini, cibo, lingua, auto, dall'ecologia al politically correct, scrive il giornale con Francesco Giubilei in prima pagina. Andiamo a vedere anche il Fatto Quotidiano. Il Fatto apre, e adesso ci arriviamo, forse, un attimo di calma, con una denuncia: rubano ai poveri, moltiplicano i posti e gli stipendi alle regioni, la richiesta di alcune regioni o delle regioni, chi lo sa, al ministro Calderoli, più consiglieri, più assessori, si vedrà. Comunque per il Fatto è già un allarme, il Fatto economico sui guru delle consulenze che hanno svuotato gli stati, le big della consulenza come Deloitte Contabilità o McKinsey Gestione vendono fumo e intanto tolgono a governi e imprese competenze e abitudine a decidere, generando disastri. Un'intervista allo storico Franco Cardini: Giorgia Meloni è sola, Schlein può essere un bluff, chiedo scusa. E poi la Buriazia, una zona della Siberia russa, piccola Russia con più soldati al macello, l'inchiesta di Mediapart. Sono soprattutto provenienti da lì, da quel remoto territorio ai confini della Russia, i soldati che vanno a morire in Ucraina. Le auto elettriche, Salvini vuole affossarle, ambiente addio, scrive il Fatto, e poi la prima di Schlein: salute, salario minimo, botte ai cacichi. Un altro naufragio, l'Italia finisce sotto accusa, scrive il quotidiano diretto da Marco Travaglio. La Verità apre la sua prima pagina con il pezzo di Francesco Borgonovo: le truppe di Speranza tagliano le gambe alla commissione Covid, strategie per salvarsi dai processi, audizioni per imbastire l'organo di controllo sui fallimenti pandemici. Sentiti l'ex direttore della prevenzione, il presidente Medici, professori invitati dal PD, tutti a che la Camera non ha competenze sulla commissione di inchiesta parlamentare. Carlo Cambi intervista Mogol: sono stato io a chiedere a Battisti di smettere di cantare. L'intervista al presidente della Liguria Toti: sull'immigrazione la solita solidarietà fatta di parole. Un avvocato, Olga Milanese, sull'obbligo vaccinale, la sentenza della Corte Costituzionale è nulla. Mauro Masi che torna sulla RAI, che ha diretto, è stato direttore generale tanti anni fa. La RAI scelga tra il canone e il mercato, che è un'altra cosa usuale e solita. Dopo Cutro sarà vietato intonare, anche Battiato, cantare la canzone di Marinella. È un'offesa alle vittime del naufragio di Cutro? La ballata di Fabrizio De André, dedicata a una giovane che scivolò nel fiume a primavera, racconta la storia di una ragazza assassinata e gettata nel fiume. Ma per una sinistra sconfitta, in cerca di una rivincita e di argomenti per ottenerla, Marinella è una migrante annegata mentre era in cerca di un futuro migliore. Dunque le sue strofe non possono essere cantate alla festa privata per i 50 anni di Matteo Salvini. Presenti Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Su questo vedremo un commento di Guia Soncini sull'inchiesta.it, perché il tutto è stato filmato da Nicola Porro e fatto circolare. La performance canora di Salvini e di Meloni. Mentre dalla prima pagina della Verità di oggi: sempre più paesi contro gli sbarchi, ma in Libia affonda un'altra barca. Dagli Stati Uniti alla Danimarca, dalla Tunisia alla Francia, la nuova parola d'ordine è rafforzare i confini. Le frontiere si chiudono, l'ondata di flussi partita nel 2011 potrebbe esaurirsi. Ieri un altro barcone con 47 migranti si è ribaltato nelle acque libiche.
E la polemica si riaccende perché Alarm Phone, una ONG, accusa Roma, Tajani replica: non abbandoniamo nessuno. Fabio Dragoni intervista l'esperto Torlizzi, BCE a gamba tesa, la Cina all'inflazione all'1% grazie al carbone. Gian Claudio Torlizzi è consulente di materie prime e di energia. Infine, caro Toninelli, ora si capiscono le sue topiche, era al servizio dell'armatore, scrive Mario Giordano. Andiamo a vedere anche adesso la prima pagina, cos'è che ci manca, un attimo solo perché stamattina stiamo lavorando in quasi emergenza. Dopo la Verità, Il Tempo di Roma, parte l'era Rocca in Regione Lazio. Il nuovo presidente della giunta regionale ha presentato alla giunta 5 uomini, 5 donne. Sarà una squadra del fare, 3 obiettivi nei primi 100 giorni di governo. Si inizia da pronto soccorso, case popolari, ricostruzione. Il governatore del Lazio, Rocca, presenta la giunta, 5 donne e 5 uomini, 2 della Lega, 2 di Forza Italia e il resto Fratelli d'Italia. Sarà una squadra del fare, ha detto il presidente della giunta regionale laziale. Si parte dalla sanità, lui terrà la delega, ci metto la faccia, ha detto Rocca, con misure per snellire le file al pronto soccorso e ridurre le liste di attesa. Poi interventi sulle case popolari e per la ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto. Previsto a breve un incontro con il sindaco Gualtieri, scrive Il Tempo, riassumendo i primi propositi del neopresidente del Lazio. 10 anni fa il pontificato di Papa Francesco iniziava e poi 100.000 posti di lavoro da salvare. Una sfida impegnativa, quella del governo e del ministro Urso, che ha aperti sul tavolo 73 dossier di imprese in crisi. Quelli attivi sono 42, con prevalenza del settore metalmeccanico e chimico, scrive il quotidiano romano, Il Tempo. Dal Tempo passiamo un attimo solo, questi sono gli sportivi che non ci interessano un granché, e dal Tempo passiamo a dare un'occhiata a che cosa? Anche al Domani, ma questo lo vediamo a parte. Eccolo qui, il quotidiano dell'editore svizzero, pagante tasse in Svizzera e invocante tasse per gli italiani, ovvero Carlo De Benedetti, sempre sia lodato per l'Olivetti e non solo. Le contraddizioni di Papa Francesco, 10 anni di promesse ambiziose, riforme a metà, luci e ombre di un pontificato incompiuto. Di spalla Elly Schlein può guidare il PD al riformismo radicale, secondo l'economista Carlo Trigiglia. Sul Sole 24 Ore del lunedì, il quotidiano di Confindustria, la sfida green, 8 milioni di case da riqualificare e caccia agli incentivi, oltre il 60% degli edifici italiani sta nelle classi F e G. Deve salire nelle classi superiori. Dopo l'esperienza super bonus servono nuove modalità di aiuto per allinearsi alle regole dell'Unione Europea. E poi la scuola, in classe calano gli studenti, 130.000 in meno, ma 9.000 professori in più. A settembre 2023 le classi italiane saranno un po' più vuote, complice il calo demografico che ci farà perdere altri 130.000 studenti, ma i docenti non diminuiranno in egual misura, anzi i posti in organico saranno circa 5.000 in più rispetto al 22-23. Poi c'è il fisco, la delega fiscale che muove i primi passi, la carta del concordato preventivo, l'obbligo di indicare nell'atto di controllo la motivazione, insomma ne parleremo quando sarà più completa la situazione. La delega fiscale si prepara a muovere i primi passi con il disegno di legge in attesa, atteso anzi nei prossimi giorni in Consiglio dei Ministri. Dal Sole 24 Ore a Italia Oggi 7 di Marino Longoni, le mani del fisco sul web è l'argomento di questa settimana. Le piattaforme online dovranno comunicare alle amministrazioni fiscali dei paesi europei i guadagni dei propri utenti se superiori a 2.000 euro all'anno. I redditi guadagnati online entrano nella morsa del fisco, grazie a una direttiva che dall'e-commerce agli affitti brevi, dal noleggio di vetture all'offerta di servizi, mette le mani del fisco sui guadagni. Le entrate sapranno chi e quanto guadagna attraverso il web, ma non sono solo i privati cittadini a essere interessati, saranno comunicati anche i redditi di società che operano online e vendono o prestano servizi attraverso piattaforme di intermediazione. Una sorveglianza a costo zero è il commento del direttore Marino Longoni.
Un altro passo in avanti verso la colonizzazione del web da parte del fisco. Era inevitabile quando il legislatore, in questo caso europeo, si rende conto che si cominciano a creare zone franche di un certo valore economico, corre ai ripari e lo fa di solito imponendo nuovi obblighi a carico di soggetti privati, in questo caso giganti del web come Airbnb, OnlyFans, eBay, Amazon, Uber, che vengono trasformati in funzionari tributari nominati sul campo, ovviamente a titolo gratuito. È quanto prevede la direttiva DAC 7, recepita in Italia con un ritardo di qualche mese, che ha dato avvio già a una procedura di infrazione con un decreto legislativo in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il legislatore europeo tenta così di recuperare a tassazione 30 miliardi di euro all'anno in tutta Europa. Le mani del fisco sul web. Con ciò lasciamo le prime pagine, direi finalmente, vediamo se la nostra edicola, e te saluto, la nostra edicola si è impantanata completamente, quindi andiamo a vedere quali sono gli articoli, alcuni degli articoli selezionati per la rassegna stampa di oggi. Ve li cito rapidamente, poi facciamo un'altra bella pausa musicale. Allora, oggi parleremo di, i nostri articoli selezionati, l'allarme degli 007 sull'immigrazione. Ne parla Nicolò Bertoncello su Atlantico Quotidiano. Nel 2023, cioè l'anno in corso, avremo un'invasione di 700.000 irregolari, dicono i nostri servizi segreti. In Italia già 500.000 irregolari e altrettanti potrebbero aggiungersi appunto nel 23, secondo un rapporto dell'intelligence. Per quanto riguarda l'immigrazione, c'è da segnalare un altro articolo su Atlantico Quotidiano. Federico Punzi ne è l'autore. Decreto Cutro e record di sbarchi, c'è qualcosa che non va nell'approccio del governo Meloni. Nel contrasto all'immigrazione illegale, il governo sembra rimasto a metà strada, senza scegliere un modello preciso. Accordi bilaterali e azione europea sono le vie lunghe e tortuose. Intanto, appunto, abbiamo il decreto Cutro, ma il record di sbarchi di questo governo, sotto questo governo. Felice Manti si occupa sul Giornale del governo sotto inchiesta, tra virgolette, difficile il processo nelle aule giudiziarie a Salvini e Piantedosi. Il magistrato procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri è convinto che nell'immigrazione ci sia il ruolo dell''ndrangheta. Al lavoro 3 procure da Turchia e Libano, nuove rotte verso la Calabria, scrive il Giornale. Poi c'è un altro tema in primo piano oggi, la siccità, l'appello di Zaia. Dovete risparmiare acqua, non escludo un'ordinanza, ha detto il presidente del Veneto, che vediamo di far ripartire come si deve, perché qui abbiamo il video da mandare, però stamattina è tutto in un qualche modo, diciamo così. Comunque, ad ogni modo, il governatore veneto ha detto, il presidente Zaia, siamo in grossa difficoltà, spero che a livello nazionale si finanzi un grande piano. Evitare gli sprechi d'acqua, la gravissima siccità sta affliggendo il Veneto insieme al resto d'Italia. Acqua non ce n'è, ragazzi, ha detto Zaia. Vediamo un po'. Dobbiamo ringraziare Dio che comunque questo ci permette di restare ancora qua, di avere un sacco di giovani che restano qua in agricoltura. Dobbiamo far sistema con le Olimpiadi. Io ho portato le Olimpiadi, come sapete, nasce da una mia idea. Le Olimpiadi porteranno una visibilità di 3 miliardi e mezzo di persone del mondo che le guarderanno queste Olimpiadi. Avremo 1 miliardo di PIL in più in Veneto. Questo vuol dire che siccome su 3 bottiglie di bollicine nel mondo una è sempre del Prosecco, cerchiamo di farci spazio anche sulle Olimpiadi, perché dove c'è un Prosecco c'è festa. Non si piange mai dove c'è il Prosecco. E questo è un altro grande valore. L'ultima cosa che vi dico, seria, prima di passare all'inaugurazione dello yacht. Acqua non ve ne c'è, ragazzi, L'avete visto? Siamo in grossa difficoltà. Io spero di no, ma ormai c'è qui l'assessore Bottacin, che saluto, l'assessore Corazzari e l'assessore Canerchi all'agricoltura, e poi anche dei consiglieri regionali. Alzate la mano se no non ve vedo. Barbisan, Razzolini, Bet, Villanova, Possamai, tutta la ragione qua oggi. Bravi. Zé Domenica e Corregna. No, dicevo, non escludo che i prossimi giorni mi toccherà fare un'ordinanza. Vi chiedo di darci una mano, cioè risparmiare la risorsa idrica. L'acqua è come il maggior tesoro che abbiamo. Senza acqua non si può vivere.
Poi spero che a livello nazionale si decida di finanziare un grande piano. Spero che si possa andare avanti con la pulizia degli invasi alpini, quindi delle dighe artificiali o dei laghi che abbiamo, perché se togliamo quel 40, 50, anche 60% di detriti che li hanno riempiti, sono 40-50% di metri cubi in più di acqua che possiamo invasare. E poi bisogna deciderci di utilizzare le cave in pianura, di essere autorizzati a farlo, per farle diventare una rete di invasi, quantomeno per l'agricoltura, e finanziare il mondo dell'agricoltura affinché la dispersione della risorsa idrica, pensate, si dice che ci siano degli impianti che perdono anche il 70% dell'acqua prima che arrivi sulla pianta, lo scorrimento per capirci, vengano finanziati per modelli di aridocoltura, quello che fa in Israele, cioè ormai il piatto a goccia sulle video avevo, no? Bisogna fare in modo che questo sia sempre più sostenuto. Per il resto io sono orgoglioso dei veneti. Qualcuno, oggi ho visto un titolo, i veneti sono i migliori, forse il titolo l'hanno fatto pensando di offendermi. I veneti sono i migliori, bisogna dirlo, perché siccome l'ho detto ieri. Acqua nogenese, dice il governatore del Veneto Zaia, non esclude un'ordinanza nei prossimi giorni. Ha citato Israele il presidente Zaia, siamo senza acqua, ci penserà Israele, scrive Il Messaggero e riprende da Gospia. Per far fronte alla siccità e alla crisi idrica, l'Europa guarda a Israele, che ha investito sulla ricerca e la costruzione di impianti per la desalinizzazione dell'acqua di mare. Oggi il dato colpisce: il 75% dell'acqua nelle case degli israeliani viene dal Mediterraneo e il 90% delle acque reflue viene riutilizzato. La Francia al secondo posto si ferma al 20%. Netanyahu vuole mettere a disposizione dell'Europa le tecnologie e le conoscenze nel settore. A proposito di Zaia, Umberto Camillo Iacoviello riflette su di lui e su Centinaio, l'altro esponente leghista, su Atlantico Quotidiano. Complesso di inferiorità a destra, ci si piega all'agenda progressista, ma questo non paga. Mentre con Elly Schlein il PD si radicalizza, il centrodestra cerca l'approvazione della sinistra annacquandosi, diventando una sorta di sinistra più moderata, scrive in primo piano su Atlantico Quotidiano Umberto Iacoviello. Mentre, sempre rimanendo a Zaia, dopo le uscite di Zaia e di Centinaio, anche Emanuele Boffi sul mensile, Tempi, sul sito tempi.it se ne occupa. Cari leghisti, tra la propaganda liberal e il clericalismo muscolare c'è una certa via, cioè una terza via, Dopo le uscite di Zaia e Centinaio, i giornali scrivono che il partito cambia idea sui diritti omosessuali, fine vita, aborto. Vogliono davvero essere più laici, lo siano fino in fondo, scrive Boffi. Zaia ha torto, sentenzia invece su la Nuova Bussola Quotidiana Tommaso Scandroglio: cambiare sesso è contro natura. Il governatore del Veneto, Zaia, ha annunciato che l'ospedale di Padova prenderà in carico i casi di disforia di genere per il cambio di sesso. Nell'annunciarlo fa suo il credo liberal, secondo cui il cambio di sesso non è un atto contro natura e permetterlo è un gesto di civiltà. Debolezza di un centrodestra succube della sinistra, però, ricorda Zaia. Qua siamo davanti a livelli essenziali di assistenza garantiti dal sistema sanitario. Mentre l'avvelenata, la rubrica di Guia Soncini sull'inchiesta.it, si occupa del telefonino. Questa del telefonino è la storia vera, per parafrasare la canzone di Marinella cantata da Meloni e Salvini al compleanno di Salvini. Porro, Nicola, il giornalista, ha filmato lui il tutto e ha restituito le voci di Salvini e Meloni e altre incapacità di capire il mondo. La domanda è: quando abbiano scollegato il cervello, tutti quelli che, in presenza di smartphone che li inquadrano, si comportano come se fossero nella cucina di casa Corleone, potendo contare sull'omertà dei familiari. Mentre il Corriere della Sera, con Marco Cremonesi e Monica Guerzoni, si occupa dei consigli del Quirinale relativamente alla questione dell'immigrazione. Il futuro della legge Bossi-Fini è un nuovo banco di prova per Meloni e Salvini. Secondo il governo, il boom di sbarchi è un ricatto. C'è poi un'altra questione, lasciando il tema immigrazione, che Repubblica mette in primo piano con un'inchiesta di Michele Bocci: l'odissea per trovare un posto nelle residenze sanitarie assistenziali per gli anziani, le RSA. Far assistere gli anziani è un lusso. I letti nelle residenze sono solo 270.000 con attese lunghissime. Assumere personale è sempre più difficile. Il sistema regge solo grazie agli immigrati, scrive
Repubblica con tabella, gli anziani over 65 in Italia sono 14 milioni, 4 milioni sono gli over 65 non autosufficienti. Le RSA 21,7%, la carenza degli infermieri, 270.000 i posti letto, 220.000 quelli convenzionati con gli altri privati, 10% la carenza degli operatori sociosanitari nelle RSA, 50% quanto dovrebbero aumentare i posti nelle RSA per avvicinarsi alla media europea, e così scatta l'assistenza delle badanti a domicilio. Badanti in Italia 1.130.000, 850.000 le persone seguite dall'assistenza domiciliare delle ASL, 15 visite annue medie per paziente seguito a domicilio, 14 milioni gli anziani da seguire a domicilio secondo il PNRR. Spesso anche chi entra nelle RSA trova servizi carenti, 2 fisioterapisti per 60 ospiti. Così la mette Repubblica. Nel Lazio intanto partenza e prima grana per la giunta Rocca, ma l'umore di Forza Italia, scrive il Corriere della Sera, che voleva più peso. 6 assessori a Fratelli d'Italia, il coordinatore azzurro. Salta la cerimonia di inaugurazione, mentre il Corriere intervista Vittorio Feltri, eletto consigliere regionale per Fratelli d'Italia in Lombardia. La regola del più vecchio è una presa in giro, non presiederò. Vittorio Feltri non presiederà la prima seduta del Consiglio regionale lombardo, proprio per la regola che lo avrebbe portato mercoledì sullo scranno più alto, essere il più anziano degli 80 eletti. Per la prima volta sarà quindi il governatore a presiedere, in quanto secondo più anziano prima di Vittorio Sgarbi. Mi infastidisce presiedere l'aula solo perché sono il più vecchio. Te lo dicono una volta, 2 volte, alla fine ti rompi. È una regola del cacchio. Io non ho nessun problema con la mia età, ma non è che debba diventare un argomento da presa per il culo, dice Vittorio Feltri. E con questo lasciamo il tema della regione Lazio, anzi no, ci andiamo sopra perché ci sono 2 pagine sul quotidiano Il Tempo di Roma. Ecco, la mia giunta del fare, si presenta il governatore Rocca, che ha nominato la squadra di governo, 5 donne e 5 uomini. Oggi si insedia anche il Consiglio regionale, dettato il programma dei primi 100 giorni. Le priorità sono pronto soccorso, liste d'attesa e case popolari. All'urbanistica e alle politiche abitative Pasquale Ciacciarelli, in filo diretto con Matteo Salvini, Lega, e l'altra esponente leghista Simona Baldassarre, in prima linea per la famiglia, cultura, giovani e pari opportunità. Intanto, altro tema ancora, la scuola. Le 2 pagine dedica il quotidiano nazionale al pianeta istruzione. Le cattedre a tempo, insegnamento a singhiozzo è l'argomento di oggi. Un professore su 4 lavora come precario e la scuola va in crisi. Dal 2015 boom di posti assegnati a docenti non di ruolo, più 224%. Il ministro Valditara corre ai ripari, maxi reclutamento per il 2024. L'ira degli studenti, troppi cambi di docenti, non capiamo le materie. All'inizio dell'anno una classe può cambiare anche 4 insegnanti. La sindacalista, flop concorsi, non bastano più, dice la sindacalista della CISL Scuola Ivana Barbacci. Assumere anche per titoli, bisogna attingere dalle graduatorie di supplenza. Mentre da Repubblica un classico, i voli di Stato, Tajani e Crosetto al top, per Nordio tappa fissa a Treviso. Nei primi 3 mesi di governo 39 aerei non di linea anche per trasferte nazionali. I ministri del governo Meloni sembrano preferire l'aereo di Stato ai voli di linea, non solo per partecipare a incontri all'estero, ma anche per trasferte in territorio nazionale. Per Nordio tappa fissa a Treviso, scrive Repubblica. Poi c'è la questione delle borseggiatrici a Milano, postate in rete. È violenza? Secondo alcuni no, è senso civico, secondo la maggior parte. Il caso su Instagram, attacchi alla consigliera comunale contraria al video. Monica Romano, 44enne consigliera comunale del PD, si è opposta alla pubblicazione dei video delle borseggiatrici sul sito, pagina Instagram e Facebook, Milano Bella da Dio. Una pagina nella quale vengono denunciati con video e racconti criminalità e degrado della città. La consigliera comunale del PD si è schierata contro i video che riprendono le borseggiatrici sui mezzi pubblici. In rete ha ricevuto attacchi violenti per la sua presa di posizione.
E intanto a Napoli, Vesuvio e pallottole, scrive Dagospia riprendendo da La Stampa di Torino, sparatorie, accoltellamenti, rapine. Succede di tutto a Napoli nella notte tra venerdì e sabato, fine settimana, che fanno risvegliare la città in un clima di insicurezza. Un ventenne con precedenti, elemento di vertice del clan camorristico Calone Marsicano Esposito, è rimasto vittima di un attentato, riportando ferite da armi da fuoco all'addome e alla cervicale. Un dodicenne accoltellato da coetanei durante una rissa e 2 turisti feriti durante una rapina. Poi c'è un 26enne algerino che ha fatto fuoco e fiamme. Insomma, a Napoli è successo che nel fine settimana c'è stato un gran bel casino. Nel frattempo, sempre in pagina di cronaca su Repubblica, ha fatto rumore quanto è accaduto a Monza, 2 ragazzine che hanno esagerato con alcol e psicofarmaci. Una è rimasta uccisa, era ospite di un'amica a dormire, il papà non si è accorto di niente. L'amica di mia figlia non si svegliava più, ho provato a salvarla e ora non mi do pace, dice il padre della monzese che ospitava la 18enne uccisa dal mix di alcol e farmaci. Sono uscite, sono tornate a casa, hanno continuato a bere e a calarsi psicofarmaci. La 17enne è ancora ricoverata in neuropsichiatria. Era sotto shock, le voleva bene. Quella mattina mi sono svegliato presto per andare a lavorare, ero sotto la doccia, è accaduto nella notte di domenica, tra il domenica e il lunedì. Ero sotto la doccia, mia figlia è arrivata, ha urlato papà, papà, Sara, nome di fantasia, non si sveglia più. Sono corso in camera sua, le ho fatto il massaggio cardiaco per 12 minuti mentre ero al telefono col 118. Ho cercato di salvarle la vita, ma non è bastato. E adesso questo signore, 62enne, professionista di Monza, non si dà pace, lascia il reparto di neuropsichiatria infantile dove è ricoverata sua figlia e si sfoga. Domenica scorsa avevano cenato insieme tutti e 3 in casa, lui, sua figlia e l'amica. Poi le 2 ragazze sono andate in camera per stare tra di loro, trascorrere la notte, l'avevano già fatto altre volte. Stavolta Sara, 18 anni, non si è svegliata più, è morta in ospedale. L'autopsia farà luce sul perché. Dal primo momento il sospetto è quello di un mix letale di alcol e farmaci. La polizia in sopralluogo ha trovato in camera delle ragazze 2 bottiglie, whisky e gin e psicofarmaci. Dagli esami tossicologici si cercherà di capire se c'entra anche l'uso di droghe. A proposito di droghe e psicofarmaci, tra i giovani pare che vadano molto forte le dirette e i consigli online, scrive in questo caso il Corriere della Sera, sull'uso senza prescrizione. Un dossier che certifica come i consumi siano raddoppiati negli ultimi mesi. A livello nazionale, poco meno di 300.000 studenti tra i 15 e i 19 anni hanno assunto psicofarmaci senza prescrizione medica nel 2022. Il 10,8% del totale, un dato quasi raddoppiato rispetto al 21, quando era il 6,6%. Secondo la ricerca, gli psicofarmaci più usati sono quelli per dormire, per l'umore, per le diete, per accrescere l'attenzione. Tra le motivazioni, quelle di migliorare gli studi, l'aspetto fisico, sballarsi, andare su di giri, stare meglio con se stessi. I numeri indicano una prevalenza di abuso di psicofarmaci tra le ragazze. Ad esempio, i medicinali per favorire il sonno vengono assunti dal 7,8% delle giovani donne contro il 2,6% dei maschi. In base allo studio, l'età del primo utilizzo si aggira intorno ai 13-14 anni. A proposito della 18enne morta a Monza, l'amica dice: non ricordo cosa è successo. E cambiando argomento, apriamo la pagina degli esteri, vi segnalo il pezzo di Fausto Biloslavo dal Donbass sul giornale di stamani a pagina 10, al fronte con i volontari della squadra Ghost all'assalto delle trincee russe. Parla Alessio, 43 anni, che combatte con una brigata di volontari ucraini. Al fronte la nostra aspettativa di vita è di 4 giorni. Ero a 1 metro da un soldato russo durante una battaglia durissima. La mia arma si è inceppata. Il legionario francese accanto a me gli ha sparato un colpo di pistola e mi ha salvato la pelle. Racconta con accento sardo Alessio, 43 anni, veterano della guerra in Ucraina dall'inizio dell'invasione. Questo volontario italiano fa parte della Legione Internazionale del Ghost Team, un'unità speciale composta da stranieri, quasi tutti ex soldati di eserciti dell'Alleanza Atlantica, della NATO. Il nome deriva dal fatto che operiamo come fantasmi. Ghost, quando andiamo in ricognizione oltre le linee ucraine o all'assalto delle trincee russe,
Non ci devono vedere, altrimenti sono cazzi, sottolinea Alessio che si appoggia a stampelle. La quarta ferita lieve a una gamba dopo la scheggia che lo scorso anno gli è entrata nel petto. Non possiamo rivelare dove ci vengono a prendere, a ridosso del fronte del Donbass, scrive Biloslavo. Per raggiungere la casa sicura che cambiano spesso dobbiamo incappucciarci così non vediamo il tragitto. La squadra fantasma combatte spesso contro i paracadutisti e le unità di elite russe, gli Spetsnaz. Uno degli scontri più duri è durato 7 ore, spiega Alessio. Il momento drammatico è quando un carro armato, arrivato troppo vicino, ci cannoneggiava. Alla fine lo abbiamo catturato intatto, vincendo la battaglia. Lasciamo Biloslavo e cambiamo argomento di nuovo. A proposito di pagina degli esteri, ma anche di fisco, più tasse ai ricchi, il sistema americano che noi ci sogniamo. Il commento su tempi.it di Daniele Forti, così i numeri ufficiali dell'Agenzia delle Entrate americana, l'IRS, spiegano come gli Stati Uniti riescano a spremere i redditi più alti, mentre in Italia, quando Elly Schlein parla di redistribuzione del reddito, a tremare non sono i ricchi veri, ma il ceto medio, quello che alla fine paga sempre. A proposito di soldi, riforma del patto di stabilità, Meloni eviti il suicidio dell'Italia, lo scrive Gustavo Piga sul Fatto di oggi, pagina 13. La Commissione europea sta proponendo nuove regole per il patto di stabilità, la finanza pubblica, insomma, europea dopo il Covid. Queste regole sono perfino peggio delle precedenti, ingabbieranno i paesi più deboli nell'austerità. Il governo ponga il veto, non abbiamo troppo debito ma poco PIL, serve più crescita invece che intestardirsi sul debito pubblico. A proposito di Europa, ci sono 3 pagine, il controcorrente del giornale di oggi, 19, 20 e 21, a firma di Francesco Giubilei, sulla rieducazione europea, i cibi, le auto, le festività e la famiglia, i regolamenti di Bruxelles che stanno cambiando il nostro stile di vita, scrive Giubilei, che poi analizza in dettaglio l'agenda 2030, gli obiettivi comuni, l'immigrazione, il Green Deal, addio al diesel, il politicamente corretto, l'energia eolica, l'occupazione, l'immigrazione, bla bla bla. Insomma, le ultra ideologie dell'Unione Europea, le nuove regole di Bruxelles che cambiano le nostre vite, inquinamento, tradizioni, controllo e via dicendo, con campagne green, ossessioni alimentari, battaglie di genere e culturali. L'Europa è ostaggio delle minoranze woke risvegliate politicamente corrette. Le nuove direttive politicamente corrette mettono a rischio tradizioni e radici nazionali. E poi il giornale intervista una voce, sente una voce che anche gli ascoltatori di Radio Libertà ben conoscono, quella di Luigi Curini, professore di scienza politica all'Università degli Studi di Milano. Così Bruxelles condiziona la nostra libertà. Torniamo su Tempi, perché a proposito di economia c'è un articolo di Emanuele Massagli, sempre più anziani, sempre meno adulti, è il paradosso del lavoro in Italia. Tra crisi demografica e deficit di competenze, nel nostro paese aumenta il fabbisogno di persone da impiegare, eppure la disoccupazione giovanile resta. E sempre da Tempi vi segnalo, siamo a proposito di fuga dalla realtà e di psicofarmaci, qui invece siamo negli Stati Uniti. Volevo solo anestetizzarmi, un viaggio a Nashville dove il fentanyl trasforma le persone in zombie. 110.000 morti per droga in un anno negli Stati Uniti, molti dei quali causati dal fentanyl, l'oppioide che ha sostituito l'eroina. Le storie di Aden e Tom, eccezioni alle statistiche e inizio di redenzione. Mentre hanno eliminato la topa, scrive ancora su Tempi Caterina Gioielli. Cos'è successo? La notizia di settimana scorsa: il biologo giapponese Katsuhiko Hayashi fa prolificare 2 roditori e i giornali squittiscono. I topolini sono nati da 2 papà, sono sani e fertili. Anche 2 maschi possono avere un figlio. Come no, ironizza Gioielli. Pagina degli esteri che non possiamo fare a meno di citare invece per un articolo interessante che compare sul post.it a proposito dei giganteschi profitti di Saudi Aramco in un anno. È la società petrolifera dell'Arabia Saudita. Soltanto nel 2022 ha guadagnato qualcosa come 161 miliardi di dollari, un record per un'azienda quotata in borsa. Dalla Spagna invece arriva una curiosa notizia: la casalinga
passa all'incasso, lo ha scritto Libero, lo riprende Dagospia. In Spagna, Ivana Moral, una donna di 48 anni, dovrà essere risarcita dall'ex marito di 204.000 euro per aver fatto la casalinga per 25 anni. La coppia si è separata e la donna, che dice di avere rinunciato alla carriera quando si è sposata, è rimasta con nulla in mano. Ora tutte le ex mogli spagnole che hanno spolverato e ramazzato tutto il dì potranno chiedere i danni ai mariti dicendo che si sono sacrificate per il proprio partner? Con questo ci fermiamo un attimo e andiamo in pausa, poi ritorniamo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. Una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Inizio di settimana con alta pressione prevalente sul nostro paese, anche se ciò non è sinonimo di sole proprio ovunque. In mattinata avremo una copertura nuvolosa diffusa e a tratti più compatta sulle regioni settentrionali, mentre al centro-sud i cieli si presenteranno pressoché sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, da non escludere tuttavia degli episodi di pioviggine tra Basso Piemonte, Liguria e Alta Toscana, temperature nuovamente in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Gerald Moore, pianista britannico, moriva oggi nel 1987, qui ancora con la violoncellista Jacqueline Dupré, Schumann, Fantasie Stücke, opera 73. E torniamo con questo agli articoli di oggi. Abbiamo visto bene o male la carrellata principale degli articoli del giorno, dalla Spagna, anzi, la casalinga che passa all'incasso alla Francia,
Continua la mobilitazione nelle piazze francesi per protestare contro la riforma delle pensioni, nonostante i 368.000 scesi in piazza in tutto il paese, per i sindacati più di 1 milione, in calo rispetto ai giorni precedenti. La tensione potrebbe arrivare alle stelle quando la riforma sbarcherà all'Assemblea nazionale. Così scrive per esempio La Stampa e riporta Dagospia. Su Prima Online invece il pezzo d'apertura è dedicato alla bufera sulla BBC britannica. L'emittente britannica ha sospeso Gary Lineker. Scatta la solidarietà di molte trasmissioni sportive. Si allarga la bufera sulla BBC che ha sospeso Gary Lineker dalla conduzione di una seguitissima trasmissione sportiva Match of the Day dopo che l'ex calciatore ha criticato la nuova legge sull'asilo paragonando il linguaggio usato dal governo britannico al nazismo. In solidarietà con il collega, moltissimi altri conduttori, commentatori e giornalisti delle trasmissioni sportive dell'emittente pubblica britannica hanno incrociato le braccia, costringendo la BBC a sospendere la messa in onda di alcune trasmissioni o a trasmetterle in maniera nettamente ridotta. Un'altra vicenda orribile, questa autenticamente orribile, che arriva invece dal Belgio: ammazzò i suoi 5 figli, il Belgio le ha dato l'eutanasia. E ancora Caterina Gioielli su Tempi.it a occuparsi di questa storia. 16 anni dopo aver massacrato i suoi bambini, Geneviève Lermite ha ottenuto la morte assistita, l'eutanasia, alla fine della sua terribile storia, nel paese, il Belgio, che ha normalizzato l'iniezione letale. Era solo una questione di procedura. Secondo medici e magistrati del Belgio, Geneviève Lermite ha manifestato la sua volontà in modo ragionato, ripetuto, ha risposto a tutti i requisiti della legge e quindi ha ricevuto l'eutanasia per sofferenza psicologica irreversibile. Nel 2007 la donna aveva comprato dei coltelli nuovi, era rientrata in casa e aveva ammazzato i suoi 5 bambini. A proposito di cose psichiatriche, invece, Luigi Mascheroni si occupa degli insopportabili, la sua fortunata rubrica su Il Giornale. Oggi tocca a Massimo Recalcati, il superego di Cernusco che vuole lacanizzare il mondo. È il più celebre psicoanalista di festival e di talk show. Dialettica edipica, fascino intellettuale, ha una cura per tutti. È l'oggetto del desiderio, esotico ed erotico, di studenti, professoresse democratiche e editori. Bocciato alle elementari, diploma agrario, poi si è preso la scena. Il suo è l'elogio del fallimento. Non a caso, a dimostrazione della verità del detto psicanalista cura te ipsum, al proprio matrimonio, come colonna sonora, ha voluto la cura di Franco Battiato, che dice poco sullo sposo, ma molto sul terapeuta, scrive Mascheroni sul Giornale. Prendersi cura significa preoccuparsi delle mancanze dell'altro. Curare è dissolvere l'angoscia, e il gesto più alto della cura è quello di farci rialzare. Del resto, Massimo Recalcati, esistenzialismo a collo alto, psico-occhiale, barba tempestosa, ha sempre molta cura di sé. Inizia così l'articolo. In pagina di cultura ci mettiamo anche Carlo Cambi che intervista Mogol Giulio Rapetti, appena nominato dal ministro della cultura Gennaro Sangiuliano consigliere per la cultura popolare. Se ne sta tra i boschi dell'Umbria, dove ha costituito dal 92 e alimenta con i proventi dei suoi diritti d'autore, senza chiedere un euro di contributo, il Centro Europeo Toscolano. Lì giovani talenti esplorano l'arte del comunicare cantando. È una specie di accademia del verso contrapposta al solipsismo del metaverso. A 86 anni suonati nel senso letterale, Giulio Mogol va ancora in giro a fare serate per vivere. Tu chiamale se vuoi emozioni, scrive Carlo Cambi. I giardini di marzo si vestono ancora di nuovi colori. È passato mezzo secolo, ma resta vero che al 21 del mese i nostri soldi sono già finiti. La risposta tocca a chi quel verso lo ha scritto, facendolo diventare patrimonio comune, cioè appunto Mogol. Quando ci diedero dei fascisti, racconta il paroliere sulla Verità di stamani a Carlo Cambi, consigliai a Battisti di sparire. La cosiddetta contestazione fu solo un'infiammazione psicologica. Allora l'arte soffrì. Giorgia Meloni porta l'amore per l'Italia nel mondo. Nella musica di oggi non ci sono più canzoni memorabili. Avere molte visualizzazioni sui social non è come entrare
nella memoria collettiva, dice Mogol, mentre insegnare è stato il mio migliore errore. Lo afferma il professor Stefano Bolla, ha scritto un libro, è un docente che ha cresciuto con passione migliaia di giovani, racconta Matteo Rigamonti su tempi.it, un diario di bordo per imparare in classe ad affrontare l'avventura di vivere il quotidiano. La scuola a modo mio è il titolo del libro di Stefano Bolla, edito da Ruffini. È molto più di un sottotitolo, scrive Tempi, è la sapiente sintesi di una vita spesa per l'ideale attraverso l'educazione di generazioni di studenti. A proposito invece di chi è scomparso completamente dall'85 Milan Kundera, lo scrittore dell'insostenibile leggerezza dell'essere, tutti lo conoscono soprattutto per quel libro. In un libro il racconto invece di una giornalista che va sulle tracce del grande scrittore da 40 anni sparito dalla vita pubblica. Milan Kundera non rilascia interviste dal 1985. Dice la moglie, come un vecchio indiano, ha paura che il mondo gli rubi l'anima. Così racconta sulla stampa Simonetta Sciandivasci. Detto questo, noi torniamo adesso brevemente a ripercorrere un po' degli argomenti principali che abbiamo visto prima. La intervista al capogruppo leghista Romeo l'abbiamo già citata, sulla Russia che manda i barconi in Europa, che usa l'immigrazione come strumento di pressione nei confronti dell'Europa, e la situazione geopolitica, dice Massimiliano Romeo, che ci deve far capire quello che sta succedendo in tema di immigrazione. Stiamo vivendo una situazione geopolitica diversa da pochi anni fa, e anche in alcune zone del Nord Africa si intrecciano gli interessi di Turchia, Russia, Cina e Iran. Mi sembra evidente che la Russia ha l'interesse a destabilizzare quell'area del Nord Africa per moltiplicare i flussi migratori e mettere in difficoltà i paesi europei che si sono schierati contro la Russia. Se tu blocchi l'invio di grano in Africa, in Nord Africa, aumenti l'inflazione e la disoccupazione ed è ovvio che un popolo alla fame cercherà di scappare in Europa. Credete davvero che le guerre si combattano solo con le armi convenzionali? La Russia sta creando una bomba migratoria per mettere in difficoltà l'Europa. Provate a pensare se a un certo punto dovesse incendiarsi la situazione politica nel Nord Africa. Sarebbe un disastro per l'Europa e soprattutto per l'Italia, che è in prima linea nel Mediterraneo. Quindi che fare non è un problema solo italiano, forse nemmeno solo europeo. È arrivato il momento di coinvolgere anche l'Alleanza Atlantica. Non c'è più tempo da perdere, dice Romeo, il capogruppo leghista al Senato, al quotidiano Libero di stamani. Nel Mediterraneo passano gasdotti e elettrodotti, possono diventare bersagli di guerra. Serve subito un piano che stabilizzi la situazione geopolitica in Africa e presidi il Mediterraneo e blocchi le partenze sotto la supervisione della NATO, dell'Alleanza Atlantica. La questione sicuramente genererà discussioni. Intanto vi segnalo, a proposito della immigrazione, l'avevamo citato prima, ci arriviamo adesso, il pezzo di Nicolò Bertoncello sull'allarme degli 007 su Atlantico Quotidiano. Il 2023 sta diventando l'anno delle grandi migrazioni, appunto dalle coste settentrionali dell'Africa verso l'Europa. Sbarchi sempre più frequenti, situazioni sempre più critiche. Il governo Meloni ha varato un decreto sulle regole che le ONG che effettuano salvataggi in mare devono rispettare. Prima regnava il caos, ma neanche oggi ci è dato sapere in che modo siano finanziate le attività delle ONG. Il decreto Cutro, più di recente, vuole tra le altre cose abbreviare le procedure di espulsione degli immigrati irregolari, al contempo rendendo più scorrevole il percorso per chi vuol venire a lavorare in Italia. Da inizio anno contiamo 17.000 arrivi, 3.000 nell'ultima settimana. L'Unione Europea resta a guardare. Per l'Italia la situazione sta diventando insostenibile e si accumula a quanto ereditato dai governi che si sono succeduti dalla caduta del Berlusconi 4, cioè dal 2011, che hanno fatto entrare chiunque. Monti, Letta, Renzi, Conte, Draghi. Possiamo parlare all'incirca di 630.000 persone sbarcate in Italia, dati del Viminale. La Fondazione ISMU stima al 21 oltre 500.000 immigrati irregolari in Italia. Il governo italiano ha appena ricevuto poi dai servizi di sicurezza, dai servizi segreti, un rapporto sulla situazione migratoria. Si parla di quasi 700.000 migranti irregolari pronti a giungere in Italia
dalla Libia, un numero che parla da solo, pari alle popolazioni di Bologna e Firenze messe assieme. Nel solo 2022 l'Italia ha visto sbarcare sulle proprie coste oltre 100.000 persone. Quest'anno il numero crescerebbe addirittura di 7 volte. Cifre impressionanti che hanno spinto il premier Meloni, con i ministri Tajani e Piantedosi, a puntare sul rafforzamento dei corridoi legali per migranti regolari, incrementando al tempo stesso la collaborazione con la Libia per il controllo delle sue coste, per contenere questa ondata che sta mettendo a dura prova non solo l'Italia, ma tutto il vecchio continente. Il problema migratorio colpisce l'Europa da 25 anni. Parlamento europeo e Commissione hanno sempre avuto la stessa maggioranza, che a parte finanziare la Turchia, che perseguita i curdi, e far scoppiare una guerra in Libia, ha assistito senza far nulla alle tragedie che si sono succedute nel Mediterraneo e nell'Egeo. In Italia da ottobre le cose stanno cambiando, scrive su Atlantico Quotidiano Niccolò Bertoncello. Introduce invece qualche elemento più critico Federico Punzi nel suo articolo sullo stesso argomento, sempre su Atlantico Quotidiano. Qualcosa non sta andando per il verso giusto nella strategia del governo Meloni per contrastare gli sbarchi. L'ondata anomala di arrivi può essere dovuta alla crisi tunisina e può essere invece spintanea, cioè favorita da qualche manina straniera, oppure il segno che l'approccio scelto non sta funzionando. È dovuta intervenire anche una nave della Marina Militare. Se su questo tema il governo perderà consensi, non sarà per le accuse lanciate dalla sinistra di aver lasciato morire i naufraghi, ma per l'evidenza dell'inefficacia delle politiche di contrasto all'immigrazione illegale. Gli italiani non vogliono più vedere le stazioni e intere zone delle loro città come sono ridotte oggi, semplicemente così. Fatichiamo a comprendere la logica, scrive Punzi, che ha indotto il presidente Meloni a trasformare la conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri a Cutro in un dibattito, un talk show. Nonostante Mario Secchi abbia tentato di evitarlo, non ha potuto far molto di fronte all'insistenza della Premier nel corpo a corpo coi giornalisti. L'unica spiegazione è che abbia voluto sfogarsi. Non essendoci alcuna chance di convincere chi è pregiudizialmente ostile, questo è apparso un segno di debolezza. Ma vediamo cosa contiene il decreto Cutro, cosa dovrebbe contenere, visto che il testo ancora non c'è, scrive su Atlantico Quotidiano Federico Punzi. La norma bandiera è l'aumento di pena per gli scafisti, reclusione da 20 a 30 anni in caso di morte o lesioni gravi come conseguenza dei loro reati. Come spesso accade, la misura più sbandierata è quella che rischia di restare più sulla carta. In questo caso è una certezza che rimanga sulla carta. L'obiettivo del governo è colpire non solo quei trafficanti che troviamo sulle barche, ma anche quelli che ci sono dietro. Giorgia Meloni ha assicurato che l'Italia andrà a cercare gli scafisti per tutto il globo terracqueo. Concretamente cosa significa? Conosciamo un solo modo, alla israeliana, ma francamente dubitiamo che sia questa l'intenzione. Si parla invece di accordi bilaterali con i paesi in cui la tratta viene organizzata, offrendo come contropartita per la loro collaborazione più flussi legali. Ma questa è una strada già tentata da quasi tutti i precedenti governi. Laddove invece Meloni sta tentando un approccio nuovo è in Europa. Ai partner europei non chiede solo di farsi carico di parte dei migranti che arrivano da noi, ma un'azione per bloccare i movimenti primari, nell'interesse di tutti, anche di quei paesi del centro e nord Europa, finora più sensibili ai temi dei movimenti secondari. La scoperta dell'acqua calda, ma nessuno ci aveva provato prima. Il problema però è che queste iniziative, accordi bilaterali con i paesi di partenza e transito, azione europea di contrasto alla tratta, richiedono tempo. Altro obiettivo del decreto: abbreviare i tempi delle espulsioni, eliminando la convalida del giudice di pace per i decreti di espulsione dopo condanna. Concretamente come vengono poi eseguiti questi decreti? Stando alle numerose inchieste, qui il sistema si inceppa e l'espulsione resta un pezzo di carta. Forse la misura che potrebbe avere efficacia immediata è la stretta sulla protezione speciale. Il punto è stato sottolineato dalla Lega. Un istituto, quello della protezione speciale, ampliato a dismisura dai giudici, abusato per concedere la permanenza in Italia a coloro che non hanno diritto all'asilo. Ma anche qui bisognerà vedere il testo. Una proposta di legge a firma dei leghisti Iezzi e Molinari è stata presentata alla Camera per ripristinare i criteri fissati dal decreto Salvini, poi abrogati da Conte e Lamorgese nel 20. Temiamo che occorra una limitazione ancora più radicale e molto specifica di questo strumento, che diventa una scappatoia per chi entra illegalmente e non ha diritto all'asilo. Non ci pare però, conclude
A questo punto Federico Punzi su Atlantico Quotidiano: non ci pare di scorgere nel decreto Cutro qualcosa di risolutivo. Da anni quello di Meloni è il partito del blocco navale, ma dopo 5 mesi non ha avuto il coraggio nemmeno di concepire una missione per la Marina Militare. Promettenti le interlocuzioni col premier olandese Rutte e quello polacco Morawiecki, ma davvero l'Italia per pattugliamenti e respingimenti davanti alle acque territoriali deve aspettare le corvette olandesi e polacche? Ci sembra un approccio poco ambizioso, troppo timoroso di rompere qualche tabù, come sui temi legati al cambiamento climatico, attirandosi le scomuniche di ben pensanti e umanitari. Esistono modelli, conclude Punzi, che potremmo adottare subito, quello australiano o quello annunciato nei giorni scorsi dal premier britannico Sunak. La stretta britannica varrebbe almeno per gli immigrati che arrivano illegalmente da paesi sicuri, praticamente esclusa solo la Libia. E non sono pochi, così su Atlantico. Mentre Felice Manti si occupa di altra questione relativamente all'immigrazione, anche le parole del procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri sull''ndrangheta. Bocche cucite, nessuna dichiarazione. Il procuratore capo di Catanzaro Gratteri non commenta e non smentisce l'ipotesi che alla fine sia il suo ufficio a doversi farsi carico delle indagini sulla strage di Cutro del 26 febbraio, a poche centinaia di metri dalle coste di Steccato di Cutro, soprattutto se gli esposti di alcuni superstiti, le denunce delle ONG e le sollecitazioni del mondo politico dovessero portare alla sbarra il ministro Piantedosi e il ministro Salvini. Di certo le indagini saranno lunghe e complesse, i reati dovranno avere fondamento, altrimenti l'eventuale processo diventerebbe l'ennesimo terreno di scontro tra magistratura e politica. Per ora è la procura di Crotone che indaga per omissione di soccorso e disastro colposo. Un paio di filoni sono stati aperti anche all'Ocri. Il pool di avvocati contesta che dal naufragio ai soccorsi sono passati invano 30 minuti. Sea-Watch, Open Arms Mediterranee, assieme a una quarantina di altre ONG, lamentano che il naufragio poteva essere evitato grazie alle informazioni comunicate da Frontex alle 23.03 di sabato 25 febbraio. Ma la normativa nazionale e internazionale in tema di soccorsi in mare non è stata applicata, dicono le ONG, anche se l'imbarcazione alla deriva aveva tutte le caratteristiche per essere considerata in pericolo. La Guardia di Finanza esce in mare alle 2:20 di domenica notte con 2 mezzi poi rientrati per le pessime condizioni marine. I mezzi della Guardia Costiera che avrebbero potuto affrontare la tempesta non si muovono perché non era stata considerata l'operazione di salvataggio. Tutto ruota attorno al Ministero dell'Interno, a cui spetta il controllo delle operazioni di ricerca e soccorso, Search and Rescue, in capo all'Italian Maritime Rescue Coordination Center e al Ministero delle Infrastrutture, competente perché l'Italian Maritime Center, appunto l'IMRCC, è attivato presso il comando delle capitanerie di porto. Si legge nell'esposto di alcuni legali. Ma l'evento ricerca e soccorso non si è mai avviato, anche a causa del fatto che ai profughi è stato impedito di lanciare l'allarme e questo ha creato un cortocircuito nella catena di comando dei soccorsi. Da qui l'ipotesi che Piantedosi e Salvini debbano rispondere al Tribunale dei Ministri di Catanzaro, cioè Gratteri. Questi erano profughi diversi dal solito, commenta un inquirente col giornale. Il loro sbarco non era concordato con le altre ONG, come succede quasi sempre quando si parte dalla Libia. Erano siriani e afghani, gente che aveva diritto d'asilo ma non aveva i documenti. Il loro numero è in aumento, scrive ancora il giornale. Le organizzazioni criminali dedite al favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, principalmente curde e pakistane, scelgono di partire dalla Turchia o dal Libano assieme a nordafricani, ma anche pakistani, afghani, iraniani, indiani, nepalesi, spesso dello stesso nucleo familiare e con molti minori, la cui gestione è in capo a singoli trafficanti di uomini o microgruppi criminali. Destinazione Calabria e Puglia. Uno degli scafisti di Cutro è un 17enne pakistano, la cui sorte venerdì dipenderà dal Tribunale dei minori. Se emergessero rapporti con le endrine calabresi, come Gratteri pensa da tempo, l'indagine avrebbe tutt'altro senso. Gratteri convinto del ruolo dell''ndrangheta, scrive il giornale con Felice Manti. Mentre della siccità abbiamo già detto, della ipotesi israeliana pure, c'è un altro pezzo di Umberto Iacoviello sul quotidiano, su Atlantico Quotidiano,
che si sofferma invece su una sorta di problema per il centrodestra, cioè quel complesso di inferiorità rispetto alla cultura di sinistra. In pochi giorni il centrodestra ci ha regalato delle perle che ci inducono a pensare: sta giocando a perdere? Ho letto che un noto veneto ha affermato: bisogna uscire da quel tabù, il Veneto guarda alla modernità, all'inclusività, al rispetto umano, scrive Umberto Iacoviello su Atlantico Quotidiano. Sembrerebbero parole del padovano Alessandro Zan, invece è stato il leghista Luca Zaia ad averle pronunciate. Il governatore del Veneto ha definito un fatto di civiltà il centro regionale per il cambio di sesso a Padova. L'entusiasmo di Zaia non nasconde criticità. Il cambio di sesso non è così lineare. Sono un uomo nel corpo di donna, inizio la transizione. Sulle persone, soprattutto giovani, agiscono una serie di impulsi esterni, bombardamenti dai modelli culturali alla moda, che in casi sempre più numerosi condizionano una scelta che non è affatto spontanea, scrive Iacoviello su Atlantico Quotidiano. Abbiamo parlato più volte dei rischi del cambio di sesso prematuro. Cambiare sesso non è come farsi un tatuaggio. Chi inizia un percorso di transizione non torna più indietro. A volte si ritrova in un corpo a metà tra maschio e femmina, rovinato, per non parlare dei danni psicologici. A Londra, la clinica Tavistock, che praticava il cambio di sesso ai minori, ha chiuso i battenti a suon di denunce. In che modo intende procedere la Regione Veneto? Il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida ha poi recentemente ricordato che in Italia ci sono tra 300 e 500 mila posti di lavoro disponibili. Questa abbondanza di lavoro potrebbe dar vita a un'immigrazione legale e selezionata, altro tema analizzato da Iacoviello. Ricordiamo al ministro che questo approccio può rivelarsi efficace nel breve periodo, ma nel medio-lungo porta più svantaggi che altro. Un esempio: la Francia, che oggi si ritrova a gestire scioperi di operai musulmani che si rifiutano di produrre materiali destinati a Israele, lavoratori che si rifiutano di trattare carne di maiale e alcol, donne musulmane nella sanità a cui viene impedito di curare gli uomini e altro ancora. L'approccio del governo rappresenta un'inversione a U da parte del partito, che prometteva blocco navale e sbarchi zero. Un'immigrazione controllata per far fronte all'inverno demografico dell'Italia può essere messa in atto stringendo accordi coi paesi del Sud America, in cui vivono decine di milioni di oriundi d'Italia, molti dei quali cattolici e con un legame spirituale con la patria d'origine. Insomma, se abbiamo bisogno di immigrati, facciamolo in modo intelligente e non autodistruttivo. Come già osservato poi da Atlantico Quotidiano, l'approccio del governo, oltre a essere debole sul piano strutturale, può rivelarsi un clamoroso autogol, perché l'immigrazione è tema sensibilissimo, può portare a un drastico calo dei consensi. Gli italiani hanno scelto Fratelli d'Italia proprio per dare una stretta sull'immigrazione. In Italia a fine dicembre 2022 c'erano più di 600.000 disoccupati tra 35 e 49 anni. Sarebbe il caso di schiodare queste persone con lo strumento migliore: abbassare le tasse, favorire le assunzioni, mettere in moto un circolo virtuoso. Infine, commenta ancora Iacoviello, il vicepresidente del Senato, il leghista Gianmarco Centinaio, ha recentemente aperto al matrimonio egualitario. Il centrodestra valuterà la proposta e poi deciderà. Nel 2016 feci barricate contro le unioni civili, ma penso che la società vada avanti. Scalfarotto ha ragione, ha detto Centinaio, forse su determinate cose andrebbe tolta l'ideologia. Matrimoni gay, insomma, in poche parole, la destra non deve fare più la destra, ma sdoganare l'agenda progressista, in quanto al di là dell'ideologia. Il problema della destra è sempre lo stesso, conclude Iacoviello: cercare l'approvazione etica e politica della sinistra. Stesso tema affrontato da Emanuele Boffi e appunto da Tommaso Scandroglio, l'abbiamo già citati i due articoli in questione. Intanto però sul Corriere della Sera c'è un pezzo dedicato al futuro della legge Bossi-Fini e al ruolo del Quirinale, un nuovo banco di prova per Meloni e Salvini. Il governo Meloni si sente sotto attacco, scrivono Marco Cremonesi e Monica Guerzoni. Tra Palazzo Chigi e i gruppi della destra la percezione è che l'aumento esponenziale degli arrivi sulle nostre coste sia la reazione ricattatoria delle organizzazioni criminali alle nuove norme approvate a Cutro.
Con questa tesi i vertici di Fratelli d'Italia provano a respingere gli attacchi di queste ore e l'accusa che le istituzioni italiane non abbiano fatto di tutto per salvare i migranti. Un sospetto che Giorgia Meloni ritiene vergognoso. In ogni caso si parla anche di Bossi-Fini da rivedere con i consigli del presidente Mattarella, scrive il Corriere della Sera. Qui Parlamento. E io do il benvenuto e il buongiorno, come tutti i lunedì, a Riccardo Molinari, l'abbiamo citato poco fa in rassegna stampa per la vicenda dei decreti sicurezza. Intanto buongiorno al capogruppo della Lega alla Camera, segretario della Lega in Piemonte. Buongiorno Riccardo. Buongiorno, saluto tutti gli ascoltatori. Torniamo adesso su alcuni dei temi di attualità, però intanto ti chiedo come sempre di raccontarci quel che succede questa settimana alla Camera. Sì, questa sarà una settimana abbastanza leggera perché non abbiamo decreti in conversione, abbiamo semplicemente il DDL di Nordio, quello che va a modificare alcuni aspetti della legge Cartabia, ad esempio sulla procedibilità d'ufficio di certi reati. Ricorderete le polemiche che erano scoppiate sul fatto che alcuni reati anche gravi fossero diventati procedibili solo a querela di parte, quindi ci sono degli aggiustamenti tecnici su questo aspetto e ad esempio ci sono alcune norme che prevedono che in certi casi, ove ci sia l'arresto in flagranza di qualcuno che ha commesso uno di questi reati procedibili a querela, si dia il termine di 48 ore durante l'arresto per proporre la querela, insomma per fare querela nel caso in cui la parte lesa sia interessata a farlo. Diciamo sono degli aggiustamenti tecnici. E poi oltre a questo ci sono una serie di mozioni e ratifiche di trattati internazionali, quindi diciamo niente di politicamente rilevante. La cosa più politicamente rilevante sarà mercoledì, quando avremo il cosiddetto Premier Time, cioè avremo Giorgia Meloni che risponderà al question time per la prima volta, insomma, da quando è diventata Presidente del Consiglio, e tutto ovviamente sarà in diretta televisiva come tutti i question time ogni settimana. Lo seguiremo anche noi. Intanto, a proposito di questioni internazionali, dobbiamo correre un pochino stamattina perché ti abbiamo rubato minuti preziosi. Allora, c'è un'intervista che credo abbia fatto, come dire, ha tirato l'attenzione stamattina, è quella al tuo omologo al Senato, ovvero il presidente dei senatori della Lega, Massimiliano Romeo, che a Libero la riassume così, dice: i barconi ce li manda la Russia, è Putin che sta cercando di destabilizzare il Nord Africa e l'Europa creando una bomba migratoria, perciò non è questione di Italia o di Unione Europea, forse nemmeno, deve intervenire la NATO, l'Alleanza Atlantica. Che dici? Devo ancora leggere l'intervista di Max, quindi è difficile commentarla. Cioè, onestamente, che la Russia abbia tutto l'interesse a destabilizzare l'Occidente, questo è assolutamente chiaro. Che Erdogan in qualche modo, che diciamo ha un rapporto privilegiato con la Russia, anche se fa parte della NATO, però diciamo che uno di quei paesi che insomma è stato un po' in mezzo, non stia facendo nulla per bloccare la rotta mediterranea. L'abbiamo visto purtroppo con la tragedia di Cutro, perché quella nave era partita da Smirne e quindi era partita dalla Turchia. E quali elementi vengano citati nell'intervista per affermare con certezza che c'è i russi a destabilizzare, cioè a mandarci migranti, onestamente devo leggere, non lo so, probabilmente Max avrà qualche elemento che io non conosco, però sicuramente è diciamo una tesi verosimile. Tutto quello che può portare caos diciamo in Occidente certamente in questo momento avvantaggia la Russia, e quindi è un'ipotesi assolutamente credibile. Se tu blocchi l'invio di grano, aumenti l'inflazione e la disoccupazione, il popolo alla fame cercherà di scappare in Europa. Questo è il ragionamento, rapporti Russia-Nord Africa-Italia, la linea. Fondamentalmente, però poi avrai modo di vedere l'intervista nel suo dettaglio, perché il titolo è sempre un pochino riassuntivo, no? Libero diciamo che sì, uno dei problemi che erano noti già l'anno scorso quando è scoppiata la guerra in Ucraina era il fatto che questo avrebbe creato una crisi alimentare in Nord Africa. Questo sì, perché quei paesi si riforniscono soprattutto dall'Ucraina, cioè dalla parte insomma di Europa in questo momento in guerra. Quindi questo avrebbe causato, sarebbe stato un problema di approvvigionamenti in Nord Africa, questo lo sapevamo. Che la crisi migratoria nasca solo da questo, onestamente non lo so. Certamente questo è un elemento, ed è chiaro che contribuisce anche alla situazione economica in Tunisia. Diciamo che la Tunisia è un paese che ha avuto un momento di relativa prosperità economica negli anni passati, adesso sta vivendo una forte crisi e quindi, come sappiamo, il grosso della gente che parte da lì.
Ecco, Riccardo, è alle viste per altro argomento in tema di immigrazione, una revisione della legge Bossi-Fini. Oggi il Corriere parla di consigli addirittura dal Quirinale per rimettere mano alla legge Bossi-Fini, che sono 20 anni che esiste. Questa è una cosa che ho letto il giorno dopo il vertice di Cutro, dopo il CDM di Cutro, ho detto che forse Mantovano aveva annunciato che bisognava mettere mano alla Bossi-Fini, che in qualche modo però mi pare contrastare come posizione con quella espressa proprio nella conferenza stampa dopo Cutro, cioè quando si è detto apriamo i canali legali di immigrazione per trovare delle figure che da un punto di vista professionale possono essere utili all'economia italiana. La Bossi-Fini prevede proprio questo, cioè prevede che tu entri in Italia a fronte di per un posto di lavoro, cioè a fronte di una sottoscrizione di un contratto di lavoro, che voglio dire non è niente di molto diverso da quello che succede per chiunque di noi voglia ad esempio andare a emigrare negli Stati Uniti o in Canada o in Australia, cioè diciamo quando si va in un altro paese si ha il permesso di soggiorno legato e vincolato al contratto di lavoro, al contratto di formazione, insomma dipende di cosa si tratta. Quindi non so se la revisione della Bossi-Fini è in linea con la volontà di una politica migratoria più rigida e più improntata a criteri di legalità. Se Fratelli d'Italia farà questa proposta, il governo farà questa proposta, la vedremo. Diciamo che per ora non ci sono stati tavoli politici in cui si sia discussa questa cosa. Per quanto concerne invece la protezione cosiddetta umanitaria da restringere, in che direzione si va? Allora, noi abbiamo presentato questa PDL che è in prima commissione, io e Igor Iezzi, dove di fatto chiediamo di reintrodurre quello che prevedeva il decreto Salvini 1, cioè il fatto che la cosiddetta protezione umanitaria fosse ristretta a dei casi chiari, mentre ora invece dà una discrezionalità molto ampia alle commissioni, che permette quindi di usare questa protezione che non è prevista dalle norme internazionali a una grande quantità di migranti, indipendentemente da quello che sarebbe il loro diritto secondo le regole internazionali. Questa protezione umanitaria già era cambiata appunto con il Salvini 1, poi con i decreti Lamorgese è stata reintrodotta la versione vecchia e adesso noi vorremmo nuovamente modificarla nel senso del decreto Salvini 1, cioè specificare che questa protezione speciale c'è soltanto in determinati casi, ad esempio chi fugge da crisi climatiche, chi ha subito tortura o violenza nel suo paese, insomma chi ha gravi problemi di salute, limitare le fattispecie rispetto a delle maglie estremamente ampie che permettono di darla con grande discrezionalità. Due cose rapidamente prima di salutarci, anche se i temi sono ovviamente molto corposi. Dico ovviamente perché stiamo parlando di propositi di riforma che poi devono essere ancora esattamente codificati. Il primo soprattutto per quanto riguarda il fisco, no? La riforma del sistema fiscale. Si va elaborando un testo, adesso non so in quali tempi, ma non tanto in là, credo entro fine mese arrivi una formulazione ben precisa. Riusciamo finalmente ad abbassare le tasse in questo paese? Uno dei cardini di questa riforma, da quanto si apprende, insomma, è che ci sarà un'ulteriore limitazione delle aliquote, si passerà a 3 aliquote sole, quindi questo dovrebbe in qualche modo, speriamo, giovare sul ceto medio, perché dovrebbe avvicinare le aliquote su cui c'è lo sbalzo maggiore, e poi si parla anche di quello che diciamo da tempo, cioè di un rapporto col fisco diverso, cioè un fisco che non presuma che il contribuente è un evasore, ma un fisco che insomma abbia l'onere della prova nei rapporti col contribuente. Sul taglio delle tasse, insomma, adesso è presto a dirlo perché non voglio fare promesse prima di aver visto il testo. Ecco. Diciamo che da quello che leggiamo sappiamo che si lavorerà su questi aspetti e che comunque sono già aspetti positivi. Quando noi abbiamo comunque i nostri tecnici che saranno coinvolti, immagino, nelle fasi finali della stesura del testo, in questo momento a Palazzo Chigi, vedremo cosa uscirà. Sicuramente va ricordato che il taglio delle tasse e la semplificazione fiscale è uno dei punti cardine del programma del centrodestra, quindi questa è una grande occasione su cui non dobbiamo deludere gli elettori. Ecco, l'ultima cosa, poi ci salutiamo. Questo taglio delle tasse si può fare anche nella cornice europea, anche nella cornice di revisione delle regole di finanza pubblica europee, perché ci sarà un nuovo patto di stabilità. Qualcuno chiede addirittura al governo di mettere il veto su questi cambiamenti perché il nuovo patto di stabilità europeo, cioè le nuove regole di finanza pubblica, ingabbieranno ancora di più i paesi indebitati come l'Italia. Tu come la vedi?
Beh, allora, che si possa fare, si può fare, anche perché ricordiamo che all'interno dell'Unione Europea noi abbiamo paesi come il Lussemburgo, l'Irlanda, che hanno diciamo delle tassazioni ridicole ed è uno dei grandi temi su cui c'è scontro in Europa da tempo, sul tema della concorrenza fiscale che si fa all'interno dell'Unione Europea per accaparrarsi le aziende più importanti che operano nel continente. Quindi che si possano abbassare le tasse certamente sì, che questo sia compatibile con le regole di bilancio, cioè intendo le minori entrate che deriverebbero dall'aumento delle tasse permettono di tenere in piedi i bilanci con le regole nuove che usciranno sul patto di stabilità, e questo è da vedere. Bisognerà capire come verrà cambiato il patto di stabilità in futuro, insomma, perché il nostro, come giustamente ricordavi, è un paese molto indebitato e quindi ogni intervento sul fisco è chiaro che porta meno gettito, e avere meno gettito bisogna capire quanto impatta sul debito pubblico, che è sotto osservazione. Allora, ancora un po' troppe incognite, ma vedremo presto cosa succede. Intanto io ringrazio Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera. Buona settimana, buon lavoro Riccardo, grazie ancora. Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori. Qui Parlamento. Allora, abbiamo appena citato la questione del patto di stabilità e ne rifletteva, l'abbiamo accennato prima, il professor Gustavo Piga, oggi sul Fatto Quotidiano nel dorso economico. C'è bisogno di nuove regole che governino la politica fiscale europea. Questo lo ha affermato la Commissione europea nella sua comunicazione più recente al Consiglio europeo dei capi di governo dell'Unione Europea stessa. Un momento sempre importante del governo in Europa, quello in cui l'organo tecnico più alto si indirizza all'organo politico più alto, cioè al Consiglio Europeo dei capi di governo. E dovrebbe rimanere però una disparità di poteri. In ultima analisi, la tecnica si dovrebbe inchinare alla politica, in omaggio al voto democratico che sancisce la legittimità a governare. La Commissione Europea ne è conscia e si indirizza al Consiglio europeo dei capi di governo, premettendo che l'attuale quadro normativo si applica ancora e spetta soltanto ai capi di governo decidere cosa fare e come modificare le regole su quanto ogni Stato membro può spendere, su come finanziare la spesa. Fatta la premessa, la Commissione usa un gergo particolare per portare la politica a indirizzare le nuove norme nella direzione gradita dalla Commissione von der Leyen. Dunque, abbondano nel documento espressioni come gli Stati membri sono invitati a, la Commissione si fa trovare pronta a. Entro la primavera di quest'anno la Commissione deve fornire ai Paesi dell'Unione Europea una guida alle politiche fiscali del 24. Una guida che segue i precedenti orientamenti della Commissione, che hanno trovato una sintesi in un documento di proposta di inizio novembre del 2022, su cui la politica non si è ancora pronunciata. Divisa com'è al suo interno, specie tra stati dell'Europa del Nord e quelli del Sud, austeri e meno austeri. La Commissione invece non è spaccata e definisce l'emergenza ancora in atto e vede come necessario dichiarare terminato il periodo di clausola di salvaguardia che aveva permesso durante il Covid ai vari paesi di espandere i deficit. Quindi finita la ricreazione, dice la Commissione europea. Che qualcuno possa interpretare il triennio trascorso come un periodo in cui il patto di stabilità sia stato bloccato e abbia visto attivata la clausola di salvaguardia, cozza con l'esame dei tanti piani di bilancio nazionali sottoposti alla Commissione, in cui ogni governo è stato chiamato a produrre piani di rientro del deficit sul PIL al 3% entro 3 anni senza alcuna deroga. Sono dunque rimaste in piedi durante il triennio Covid le stesse politiche che lungo tutto il decennio precedente ci hanno condannato, in nome dell'austerità, appunto, non solo alla recessione e alla stagnazione, ma anche alla crescita clamorosa del nostro debito pubblico in rapporto al PIL, proprio a causa del crollo del PIL, del prodotto interno lordo. La Commissione, muovendosi in anticipo rispetto alla politica, in realtà non le porge omaggio, ma cerca di vincolare ulteriormente l'autonomia della politica. È una mossa ispirata dall'ideologia dell'austerità, che poggia anche su proposte operative per mettere in atto questa visione del mondo che mette in difficoltà i più fragili all'interno di ogni paese, in particolare in Italia. La comunicazione della Commissione europea chiede di attribuire alla Commissione stessa il potere di dividere i paesi tra quelli di serie A e quelli di serie B, cioè quelli indebitati, richiedendo ai secondi, a questi ultimi, di rimanere in austerità e non supportare le loro economie in difficoltà.
permettendo invece ai paesi di serie A di investire di più, ampliando il divario tra le due aree del continente europeo. Una premessa drammatica, una drammatica premessa, scrive Piga, all'entropia interna dell'Unione Europea è una separazione stile Brexit. Che queste politiche siano da raggiungere tramite sanzioni alla reputazione dello Stato membro in difetto la dice lunga sull'architettura malata su cui poggiano i capisaldi dell'ideologia della Commissione europea. L'Italia, conclude Piga, non ha un rapporto di debito alto. Vorremmo ricordarlo alla Commissione, che usa un'espressione incomprensibile. Ha un rapporto debito-PIL alto, o meglio un rapporto PIL-debito troppo basso, il che significa che l'Italia ha bisogno di investimenti, anche pubblici, in deficit per rialzarsi. L'attuale disastro è questo in termini anche di messa a punto del PNRR per l'incapacità di spendere, che avrebbe avuto bisogno di essere monitorata dai tecnici europei e di essere oggetto di aiuto. Quindi il nostro problema è spendere i soldi pubblici, non spenderli. Invitiamo dunque il governo Meloni a mettere il veto all'invito della Commissione europea a mettere in pratica le sue sadomasochistiche proposte, scrive Gustavo Piga sul Fatto Quotidiano. Ci fermiamo e poi apriamo un'altra rubrica, quella del lunedì alle 9:15, come sempre, con Carla De Bernardi. Avete ascoltato